Maenza, manco a farlo apposta, nato il 2 maggio del 62, 26 anni, inizia qui quindi la seconda avventura olimpica per la medaglia d'oro, la medaglia d'oro in palio per il piccolo grande uomo di Faenza, Vincenzo Maenza. Finale olimpica, pesi fino ai 48 kg. A Los Angeles Maenza è riuscito a spopolare letteralmente il campo privo dei concorrenti, dei lottatori dei paesi dell'est. Si è portato già in vantaggio sul polacco Andrzej Glap, è riuscito a rovesciarlo, e ora ancora un'azione, un inizio veramente folgorante da parte di Maenza, un altro punto, 2-0. Inizio molto buono di Faenza, come al solito subito all'avvio si è portato all'attacco, prendendo in mano la situazione, prendendo l'iniziativa. Dicevamo, a Los Angeles mancavano gli atleti dell'est e si diceva sì, ha vinto, però puntini, questa volta non ci sono però, non ci sono puntini. Vincenzo Maenza ha iniziato molto bene quindi sulla strada della sua seconda medaglia d'oro olimpica. Riprendono dal centro, inizio molto buono di Maenza. Scivola per un istante Glap, il quale ha già fatto moltissimo entrando in finale, battendo nel primo turno Al-Ahmedjiev per 10-5, poi nel secondo turno ha battuto l'israeliano Groberman. Lotta passiva da parte di Maenza, prima ammonizione da parte del giudice, tenta di scappare dalla sua situazione scomoda Maenza e ci riesce molto astutamente, battendo sul tempo l'avversario. Poi nel terzo turno Glap ha battuto Farago ungherese, nel quarto Khaled siriano, mentre un incontro di più ha dovuto sostenere Maenza, che ha battuto nel primo turno il norvegese Rønningen, che è stato medaglia di bronzo l'anno scorso ai campionati mondiali a Clermont-Ferrand. Poi ha battuto il giapponese Saito, che è stato medaglia di bronzo a Los Angeles nella gara vinta da Maenza. Poi lo statunitense Fuller, quindi il tedesco federale Scherer, che è stato invece battuto da Maenza nella finale di Los Angeles. E quindi nel quinto turno la vittoria molto difficile contro il bulgaro Zenov per 4-3, Zenov che ora è medaglia di bronzo. Mezzo minuto al termine del primo round, temporeggia ora Maenza. Il suo avvio folgorante ha sorpreso il polacco Glap, si è portato in vantaggio per 2-0, ma ora dovrà dimostrarsi un po' più attivo, poiché questo è il primo richiamo invece per il polacco. Primo richiamo per il polacco, 19 secondi al termine del primo round. Maenza riesce ad immobilizzarlo, tenta ora di rovesciarlo, di schienarlo, lavora bene con le mani, cerca di sollevarlo intanto, mentre Glap cerca la salvezza nella zona rossa. Finisce il primo round, finisce Martinetti che dà il segnale d'avvio del secondo round. È fatto un po' più cauto, naturalmente Maenza è riuscito a immobilizzare il braccio destro dell'avversario, cerca di intraprendere qualche azione che lo porti nuovamente a punto. L'arbitro si sta un po' spazientendo, parecchi italiani in tribuna, soprattutto la stampa è accorsa qui, è dovuta accorrere per meglio dire, visto che la lotta viene sempre considerata così in modo non troppo benevolo dai media.
di questo sport ci si ricorda soltanto quando porta medaglie, nei momenti di gloria, cioè. Riesce a tenere Glab, che è stato ammonito per la seconda volta. Sempre 2-0 la situazione nel punteggio. Cerca di rovesciarlo Mainz per conquistare altri 2 punti, forse ce la fa questa volta. Resiste ancora il polacco, viene gettato sul tappeto, si riprende dalla zona centrale. La presa alla testa può essere effettuata soltanto con un braccio. Ancora 1:15 al termine dell'incontro, con Mainz sempre in vantaggio per 2-0, 2 azioni da 1 punto per lui che gli permettono di condurre. Ultimo minuto di combattimento. Momenti spasmodici d'attesa naturalmente. 1 punto per Mainz che si assicura così in pratica la vittoria. È riuscito a gettare sul materasso l'avversario prendendo il suo terzo punto, mezzo minuto al termine. Ora ha ancora la possibilità di rovesciarlo, lo trasporta letteralmente fuori, ma si deve riprendere dal centro ancora. 3-0 a 25 secondi dal termine. Si sta profilando la prima medaglia d'oro per l'Italia, quindi questa mattina la prima medaglia d'oro per la Jugoslavia nel tiro. Per poco non riesce un colpaccio a Glab proprio in extremis. Ultimi secondi, ancora 5 secondi in questo match, con Glab che tenta il tutto per tutto. È finito il match. Seconda medaglia d'oro consecutiva ai Giochi Olimpici per Vincenzo Mainz. L'italiano quindi fa il bis. Dopo Los Angeles è arrivato a Seul. A Los Angeles non c'erano i paesi dell'est, qui c'erano tutti quanti. E questa volta Vincenzo Mainz dimostra